Ed infine due servizi che parlano di agricoltura, di tradizione, ma anche di innovazioni. Cominceremo dalla festa provinciale del ringraziamento che si è svolta a Castelfranco Veneto e poi andiamo a Rio San Martino, festa del radicchio, sempre davvero all'avanguardia. È stato il vescovo di Treviso a celebrare la giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti Treviso, svolta a Castelfranco Veneto e Riese Pio X la scorsa domenica 10 novembre. Una giornata che ha storia di cultura contadina e soprattutto un simbolo importante di solidarietà e condivisione. È una giornata sicuramente speciale che per noi vuol dire chiudere un anno di grandi fatiche, di grande impegno, che quest'anno poi fra l'altro ci vede anche soddisfatti dal punto di vista anche del raccolto e anche dal punto di vista economico. Perciò direi molto bene, è giusto oggi festeggiare un anno tutti assieme così impegnativo. Incontrare questa realtà è stato veramente molto bello e soprattutto per tutta l'attività. È importante l'agricoltura per la nostra vita, non dobbiamo mai dimenticare questo legame. È un percorso della nostra umanizzazione, sapere che siamo legati a questa terra e ci sono associazioni come Coldiretti che ci aiutano anche a rispettare, ad amare la terra. È una responsabilità grande, ma è un dono grande e ne siete capaci. Ricchissimo come di consueto l'offertorio ed estremamente sentita la benedizione delle macchine agricole che hanno preceduto il pranzo sociale che ha contato una partecipazione da record dei soci e delle loro famiglie. Ad ospitare la giornata la cittadina di Castelfranco Veneto, un territorio dove le produzioni di qualità non mancano. Sì, credo che non ci siano precedenti con questi numeri ed è un segnale importante, un segnale positivo che vuol dire che c'è una grande unione, una grande forza di intenti e questo vuol dire che si è seminato bene negli anni e si sta raccogliendo, ma questo è solo uno stimolo per continuare a migliorare e cercare di dare sempre qualcosa in più. Sicuramente la Castellana è una realtà ancora una volta che si sta riorganizzando, forte in passato nel settore zootecnico. Oggi via via stanno crescendo anche altri settori come il settore orticolo, il settore vivaistico che è anche una tradizione a dire il vero e poi anche il settore viticolo piano piano sta crescendo. Coldiretti è una realtà sempre più importante a mio avviso e è sotto gli occhi di tutti la sensibilità e l'attenzione nei confronti di chi produce cibo. La Coldiretti rappresenta questo mondo in maniera forte, qualificata sui tavoli nazionali dove si è chiamati anche a decidere cose importanti.